Terza corsa dal Savio, il centrale praticamente della serata, riservata a cavalli di 3 anni, Emily LP, Embargo, Ernesto Spritz, Stelle Matto, Evergreen, Care e Edwid Jet, con corsa molto incerta. Emily LP chiude favorita, numero 1 Roberto Vecchione, ma in partenza Ernesto Spritz è velocissimo e si porta a condurre nei confronti proprio di Emily LP ed Embargo. Sulla piegata continua a guidare Ernesto Spritz, Emily LP in schiena, concede un paio di lunghezze, 14,5 i 200 iniziali, terza posizione per Embargo, poi gli altri a seguire con Evergreen Car, che chiude il gruppetto dei 6. Tanto 30 per i primi 400 di gara, si va al completamento della piegata, 600 metri in 46,6. Ha cercato di moderare ora sulla curva Ernesto Spritz, vediamo le mosse, c'è quella di Stelle Matto, è rimasta di fuori, quindi 800 metri intanto che vengono coperti in 1 e 2, Stelle Matto di fuori, con in schiena Edwid Jet che copre Evergreen Car, se ne va il chilometro in 1,17,8, non è successo praticamente nulla. E ora Emily LP che si porta all'attacco di Ernesto Spritz. Emily LP va su Ernesto, Embargo a contatto, gli altri più discosti. Numero 6, la squalifica per Edwid Jet, siamo sulla curva conclusiva, insiste all'attacco Emily LP su Ernesto Spritz che replica, i due tallonati da Embargo, i tre più attesi quindi a giocarsi la vittoria all'ingresso addirittura d'arrivo. Emily LP insiste nella sua progressione, cerca di difendersi Ernesto Spritz, ma Emily LP piazza un'altra bordata, Ernesto però si difende, poi all'interno Embargo, nel finale ancora Ernesto Spritz probabilmente riesce a salvarsi da Emily LP e da Embargo che finisce bene al suo interno. C'è un 28,1 a chiudere dopo un 29,2. Andiamo a rivedere le fasi finali perché è un arrivo davvero spettacolare con Ernesto Spritz che si difende con i denti da Embargo che però sul traguardo riesce ad apparigliare l'avversario. I due sono veramente vicinissimi, davvero una foto strettissima con al terzo Emily LP a contatto, ma per la vittoria forse ancora Ernesto Spritz riesce a salvare la classica narice, così appare almeno dalla fermo immagine che ci viene proposto provvidenzialmente dalla regia. Ernesto Spritz riesce a mantenere un minimo margine di vantaggio. Aspettiamo comunque la fotografia. Terzo posto per Emily LP, raddoppio immediato per Marco Stefani, Ernesto Spritz per conto di Andrea Sarzetto e della Valle Falconera, che torna così al successo. Percorso di testa vincente per controllare di misura Embargo ed Emily LP.